Parlerei volentieri della prima opera che anni fa ho potuto segnalare per l'acquisto al signor De Martis e che ha portato in seguito, lo ha portato in seguito ad amare tutta l'opera dell'arte delle avanguardie russe. Questo grande artista nasce a Mosca nel 1864, Alex von Wieniawski, da una famiglia che faceva parte della piccola nobiltà militare. Come il padre e i fratelli, frequenta appunto l'Accademia Militare. Solo a 36 anni, per la prima volta, visitò una mostra d'arte che gli sconvolgerà la vita e lo porterà poi negli anni a girare il mondo nella ricerca spasmodica della bella arte. Quindi, nei primi mesi del Novecento, lascia la carriera militare e si trasferisce a San Pietroburgo, dove con molto interesse frequenta studi di artisti, gallerie, musei, si iscrive alla scuola d'arte, poi all'Accademia, e si sposa una giovane pittrice già molto affermata. Alla ricerca del mondo espressionista assieme alla moglie e poi anche il figlio che era appena nato, si trasferisce a Monaco di Baviera. Incontra Vassili Kandinsky, Frank Marc, ma visto che non gli interessava poi così tanto questa corrente pittorica, si spostò in Bretagna per cercare un collegamento pittorico vigoroso nei luoghi dove aveva dipinto l'impressionista Van Gogh. Erano i primi 15 anni del Novecento. Qui incontra Matisse, ma presto arriverà purtroppo il conflitto mondiale e si rifugia in Svizzera. Fortunatamente, anche qui incontra altri due grandi maestri, Itten e Paul Klee. Arrivano gli anni '20 e solamente a questo punto inizia a dipingere in modo costruttivo le prime maschere. Un soggetto che lo accompagnerà tutta la vita. Nel 1924 si trasferisce definitivamente negli Stati Uniti, dove morirà il 15 marzo del 41. Proprio calcolando e confrontando queste date, sono convinto che la maschera della collezione De Martis sia stata dipinta dal maestro in Svizzera tra il 1923 e il 1924. In questo periodo dipingeva con colori forti, puri, disposti sulla tela con audaci accostamenti. La forma diventava sempre stilizzata alla ricerca della sintesi tra l'espressione della spiritualità e l'esteriorità del mondo reale. Quest'opera ci guarda con gli occhi sgranati, dà finta ingenua. I colori si accendono in ogni lato del volto a svelare ingenuità e probabilmente emozione. In questi colori c'è il mondo. C'è la gioia e lo stupore del suo perpetuo vivere tra arte e sogno.